Quarta corsa, bel confronto per 4 anni, vincitori da 15 a 40.000 euro in carriera, soggetti davvero di pregevole fattura, l'1 Fiorella Jet, 2 Fiaba del Ronco, 3 Favilla MG, 4 Flica, 5 Fashion Cup, 6 Flamboyant VF, 7 Fandango Luis. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si parte con la velocità di Flicca che prova ad andare al comando e ci riesce nei confronti di Fiaba del Ronco che a sua volta scavalca Fiorella Jet, la quale rimane terza in corda, di fuori Favilla MG con in scia Fandango Luis. Flicca in vantaggio su Fiaba del Ronco, all'esterno Favilla MG prova a puntare in avanti quando si completano i primi 200 metri in 14,7. Flicca guida nei confronti di Fiaba del Ronco, Favilla MG avanza all'esterno, fa intendere di voler correre al comando Flicca, Favilla ci prova, fa mantenere all'avversario un ritmo sollecito, 28,8 i primi 400 metri di corsa, con Favilla MG che va dritta su Flicca, poi Fiaba del Ronco, quindi Fiorella Jet che sposta e va a fare la seconda pariglia anticipando Fandango Luis, il quale è rimasto discosto per il momento. Si viaggia sul piede dell'1,12, Flicca ora prova a respirare un po' sotto alle tribune. Passaggio agli 800 metri comunque in 57,9, 14,6 questi 200 metri. Flicca in vantaggio all'esterno, Favilla MG in corda Fiaba del Ronco, in seconda pariglia Fiorella Jet che precede Fandango Luis, il chilometro di Flicca in 1,13 spaccato. Flicca controlla, Favilla MG inizia a calare al largo, deve muovere Fiorella Jet, in corda rimane Fiaba del Ronco, c'è il parziale di Fiorella Jet che aggira il gruppo, si porta all'attacco di Flicca che deve ripartire, la retta di là passata in 14,6, 1,27,6, 3/4 di miglio, insiste Fiorella Jet all'attacco di Flicca che prova la difesa, poi Fiaba del Ronco non interviene, Fandango Luis, quando siamo al completamento della piegata conclusiva, Flicca vende cara la pelle, Fiorella Jet insiste sul passo al suo esterno, Flicca è in vantaggio, Fiorella Jet che insiste all'esterno, poi Fiaba del Ronco, Flicca si difende, via i tappi, Fiorella ha finito lo speed, Flicca in vantaggio, Flicca nel finale porta a casa la vittoria strameritandosela, al secondo posto finisce Fiaba del Ronco, al terzo Fiorella Jet, ancora 29,4, 1,12,8 per il successo di Flicca. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia rosso crociata. Nonostante un giro in 58 per respingere Favilla MG, Flicca si difende fino in fondo, Fiorella Jet non è così incisiva nel finale, viene rimontata di dentro da Fiaba del Ronco, ma Flicca se la merita in maniera davvero superba, viene a vincere nettamente nonostante la spesa. Netta, Flicca sul traguardo, al secondo Fiaba del Ronco, al terzo Fiorella Jet in numeri 4, 2, 1, l'arrivo della quarta, Flicca, Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo.